eccoci qua. Se il genio che ha la regia non avesse mandato per sbaglio, avesse spoilerato per sbaglio una delle clip che manderemo, buon pomeriggio qui dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Oggi ci siamo fatti in 3, ma non solo perché è la terza diretta di giornata, non ne possiamo più, lo possiamo dire, non ne possiamo più? No, non è vero, ne faremmo anche 10 se fosse necessario per informarvi, ma ci siamo fatti in 3 anche perché siamo in 3 in conduzione, siamo i 3 esponenti di Sportisi di qui a Livigno. Alla destra del padre, nonché alla vostra sinistra, Chiara Ferrara. Ciao Chiara, ben trovate. Segre è uscito dal campo anzitempo dall'amichevole, purtroppo ci siamo dovuti spoilerare uno dei temi per un lieve problema. Questo è Segre che esce dal campo, ne parleremo a breve e poi mostreremo di nuovo le immagini per chi non si è ancora collegato. Alla mia sinistra, nonché alla destra dei vostri teleschermi, Anthony Massaro. Ciao Francesco, che invece è qua da una settimana. Facciamo un po' il punto di questa amichevole, ragazzi. Intanto ricordiamo sempre quelli che sono i nostri appuntamenti. Intanto domani diamo un piccolo spoiler di quello che succederà domani. Intanto niente, come saprete sul campo non succede niente. Intanto salutiamo il nostro amico che livella come di consueto il campo. Tra l'altro oggi lavori tra virgolette straordinari per lui, perché vista la fortissima pioggia che è piovuta a Livigno nell'intera giornata di ieri, notte compresa, il terreno di gioco ha iniziato a mostrare i primi segni di insofferenza, possiamo dire così, però sempre grande lavoro da parte di chi opera qui all'Acquagranda. Dicevo, come diceva Chiara in maniera un po' dura, domani non ci saranno attività qui all'Acquagranda perché il Palermo non si allenerà. Domani giornata intera di riposo per la squadra guidata da Alessio Dionisi, dopo l'amichevole che appunto abbiamo visto, abbiamo potuto seguire anche voi da casa col canale YouTube dei Rosanero. Però noi abbiamo in serbo una diretta speciale in un certo senso, perché cara Chiara, non ci occuperemo soltanto di Palermo, di ritiro, ma abbiamo in serbo, e tanto ti avvicino il microfono perché voglio che ne parli tu nello specifico, diritti TV. Sì, abbiamo deciso di parlare di tutti quei temi freddi che purtroppo qui in campo non riusciamo a trattare per mancanza di tempo, perché ci sono sempre degli spunti nuovi relativi appunto al calciomercato del Palermo, agli allenamenti, alle prestazioni, alle parole dei protagonisti in conferenza stampa. Ci sono tanti temi di cui ci chiedete, appunto quello dei diritti TV, ma ce ne sono anche altri, vi faremo qualche spoiler nel corso delle prossime ore, che è giusto trattare, quindi ci ritroveremo domani, vi faremo sapere anche a che ora, nelle prossime, a breve, e appunto tratteremo tanti temi importanti in vista della prossima stagione. Possiamo anche dire che non saremo in 3, non solo in 3. Non saremo solo in 3. Tra l'altro, a proposito della quasi certa presenza extra, che diciamo quella di Aldo Sessa, che ci sta anche lui dando manforte dal suo buon ritiro di Trappeto, possiamo dirlo, per chi non dovesse conoscere la località in provincia di Palermo. Sta seguendo per noi la conferenza stampa che si sta svolgendo in quel di Trapani, con il presidente Antonini, con componenti del consiglio comunale. Insomma, grande lavoro, grande fermento, siamo praticamente ovunque noi, con le notizie ma anche a livello fisico. Veniamo a Palermo, rappresentativa all'ND Sondrio. Come ho esordito nella cronaca, goleata doveva essere e goleata è stata, 10-0 per la formazione rosanero, 2 le doppiette, quella di Roberto Insigne al primo tempo e quella di Giacomo Corona nella ripresa. Corona che è stato persona e protagonista anche della conferenza stampa di Dionisi, che potete leggere sul nostro sito www.sportisiri.it. In tal senso, prima di coinvolgere Anthony, vi ricordo, dopo avervi ricordato gli appuntamenti 13 e 18:30 a partire a questo punto da lunedì per la seconda settimana, inizia la discesa verso la fine del ritiro.
vi ricordo di seguirci su Facebook, su Instagram, su X, su TikTok, sul canale YouTube, che così come Facebook è la casa delle nostre dirette qui da Livigno, ovviamente su www.sportisili.it. Prima di arrivare a quelle che sono le prime domande che pian piano arriveranno sotto le nostre dirette, Anthony, dici un po' le tue sensazioni dopo questi primi 90 minuti della stagione del Palermo. Allora, tanto è chiaro che c'è da fare una premessa, l'avversario era quello che era, diciamo, il Palermo è di 5-6 categorie superiori rispetto alla squadra che ha incontrato, quindi dal punto di vista del risultato c'è poco da prendere, ecco, non c'era da aspettarsi qualcosa di diverso. Cosa invece c'è da valutare è l'impegno sicuramente che non è mancato, ne ha parlato anche Alessio Dionisi, qualche corsa all'indietro è stata fatta e questo già la dice lunga sull'applicazione che i giocatori vogliono mettere in campo quest'anno. Una cosa che ho notato particolarmente è l'utilizzo degli esterni d'attacco, perché se prima magari venivano un pochino più isolati, più lasciati in balia della linea e quindi in balia dei terzini avversari, adesso io ho visto più varietà sul fronte offensivo, ho visto un Di Mariano, un Insigne per quanto riguarda il primo tempo, diciamo che il secondo è stato più un match a senso unico che aveva poca storia, invece il primo tempo secondo me ha dato più spunti, perché oltre al fatto che non era il risultato acquisito, perché comunque 4-0 ancora è un risultato più che dignitoso, ho visto questi esterni entrare dentro il campo, dialogare bene con Brunori, che tra l'altro è andato in gol. Insigne in particolar modo mi è piaciuta la palla di Mariano a Ranocchia, diverse situazioni che mi intrigano e soprattutto mi lasciano pensare a un maggiore coinvolgimento di questi esterni d'attacco che l'anno scorso facevano una fatica infinita a essere coinvolti nel gioco e che lasceranno spazio a queste belle sovrapposizioni di terzini o agli attacchi nello spazio delle mezze ali, perché il primo gol di Ranocchia è proprio un attacco nello spazio lasciato da Di Mariano che agisce quasi da trequartista, possiamo dire. Assolutamente sì, tra l'altro a proposito di trequartisti possiamo dire che è l'uomo della settimana, l'uomo del weekend, in una settimana in cui si è parlato tanto di Brunori, si è parlato tanto dei volti nuovi, si è parlato tanto di tanti, di Pigliacelli per esempio. L'uomo del weekend a mio parere è Filippo Ranocchia, perché è l'uomo più chiacchierato della giornata di ieri, intanto non solo perché è andato in conferenza ma quanto per questa sua scelta di prendere la 10, e poi è l'uomo che ha segnato il primo gol con la maglia del Palermo in questo 24-25. Del campionato di Serie B dell'anno scorso non è certamente stato dei migliori. La voglia di ripartire dal principio e di dare il meglio di sé sicuramente c'è, anche se c'è da dire che lui secondo me poteva ambire anche a piazze superiori da Serie A, e quindi la volontà di scendere di categoria per sposare certamente un progetto come quello del City Group, che è di altissimo livello, è da lodare, e secondo me è da lodare anche il fatto che lui non abbia mai avuto dubbi, a differenza di quelle che magari i protagonisti del mercato dello scorso anno, anche quelli che saranno quelli di quest'anno. Lui è sempre sembrato un giocatore con le idee chiare, seppur giovane, seppur comunque ambizioso. Ha sposato la causa del Palermo e rimarrà a Palermo sperando di coronare il sogno di andare in Serie A e rimanerci con appunto la maglia rosanera. Quindi a mio punto di vista la maglia numero 10 se la merita tutta, e oggi ha fatto il suo. Diciamo che come diceva Anthony poco fa, l'avversario era quello che era, però ecco, secondo me si conferma uno dei migliori della rosa del Palermo, e secondo me lo sarà per tutto l'anno, me lo auguro. E del resto lui ha scelto un numero di maglia non indifferente, che è il numero 10. Lui stesso ha fatto riferimento a Fabrizio Miccoli. Un altro aspetto che è piaciuto molto al mister, l'ho anche ribadito in sala stampa, è lo spirito, perché comunque lui stesso ha detto le corse all'indietro, mi piace vedere la squadra che anche corre all'indietro, fa una corsa indietro in più, si impegna, si sacrifica, l'armonia. È una squadra che è anche, per esempio, una cosa che mi ha colpito della conferenza stampa che abbiamo anche riportato sul sito è il fatto che lui abbia sottolineato che due giocatori che non si sono mai allenati nel gruppo, ovvero sia
Sebastiano De Planche e Pietro Ceccaroni seguono la squadra, cioè lo stesso Ceccaroni è stata una delle prime cose che ho visto fin da domenica pomeriggio, quando non si è potuto allenare, era lì a bordo campo, tra l'altro in tenuta da allenamento accanto al dottor Matracia piuttosto che ai componenti dello staff tecnico di Dionisi, a seguire la squadra, a guardare. Questo, Anthony, è segno di quello che magari può essere mancato in un certo senso l'anno scorso, soprattutto in determinati momenti della stagione, ovvero coesione, unità di intenti, voglia di darsi una mano. Io credo che il Palermo sicuramente l'anno scorso non aveva un grandissimo spogliatoio, credo che qualcosa mancasse in quel periodo, però allo stesso tempo non mi aspetto nulla di diverso, cioè nel senso, secondo me è giusto che questi giocatori stiano vicino al gruppo perché sono dei tesserati in attesa di recupero, quindi tra virgolette la vedo come una cosa positiva, ma mi permetto di dire anche scontata per quanto mi riguarda, perché siamo nell'alto professionismo, siamo in Serie B, soprattutto a Palermo c'è voglia di fare grandi cose, quindi il minimo è che il gruppo sia unito, anzi mi piace molto vederli scherzare durante i torelli, tante belle cose stiamo vedendo qui dal ritiro di Livigno, e allora ci dobbiamo aspettare anche una grande stagione se il ritiro sta andando bene. Tanto se non rientra di certo nelle cose belle che stiamo vedendo sul campo il fatto che i capelli miei e di Anthony stanno prendendo delle forme, delle sembianze tutte loro, tutte particolari. Comunque, tornando a noi, a proposito di cose belle, oggi una cosa bella si è vista e la vedrete tra qualche secondo anche voi, era la presenza del pubblico. Abbiamo contato, noi abbiamo fatto la conta, abbiamo contato i sediolini prima di arrivare, erano 130 sediolini, c'erano il doppio delle persone rispetto ai sediolini, tanta gente è venuta a guardare la partita anche soltanto all'impiedi, insomma, poi alla fine c'erano anche alcuni esponenti del tifo organizzato che hanno tifato, che hanno lanciato cori. Naturalmente noi aspettiamo da parte vostra anche quello che è un commento anche sulla partita, se l'avete vista, se l'avete seguita, se vi siete fatti un'idea anche semplicemente in base al tabellino dell'incontro, mentre qui vediamo ad esempio Fabio Lucioni che firma autografi. Poc'anzi abbiamo visto anche Checco Di Mariano. Io a Chiara voglio chiedere proprio questo, cioè se la spinta del pubblico, che l'anno scorso è stata fondamentale, qualcuno ha detto che il Palermo l'anno scorso probabilmente doveva qualcosa di più ai tifosi, lo stesso Dionisi lo ha detto, noi è un flusso reciproco, noi sappiamo che riceveremo sempre, anche quando le cose saranno difficili, al tempo stesso dobbiamo dare sempre qualcosa, perché comunque questa è gente che merita, dopo tanta sofferenza, dopo essere ripartita dalla D 5 anni fa, merita sicuramente tanto. Assolutamente sì, abbiamo visto sugli spalti tanti bambini, tanti ragazzi, ed è bello anche vedere appunto come il tifo giovane cresca di generazione in generazione. A volte parliamo spesso di come i bambini siano affezionati ai grandi club di Serie A, ma invece c'è anche un'altra faccia della medaglia, ovvero i bambini che vestono i colori rosa-nero, e oggi appunto lo abbiamo visto. E sono tifosi piccoli e grandi che cercano appunto il sostegno e l'affetto dei giocatori, e fortunatamente lo trovano. E appunto oggi abbiamo visto una pagina molto bella di calcio siciliano. E certo, a proposito di questo mi ricollego a quello che è il calendario. L'esordio al Barbera per il Palermo sarà molto più in là rispetto a che è quello delle altre squadre. L'augurio è che, dati gli imprevisti tecnici, il Palermo non soffra di questa mancanza di tifosi, anche perché sappiamo che dopo Livigno si partirà per Manchester, poi si tornerà a Palermo e poi si partirà per questa serie lunga di trasferte, che sicuramente secondo me inficeranno un po' nell'umore della squadra. Speriamo non negativamente. Speriamo che ci sia questa grande attesa nei confronti del pubblico e che li carichi piuttosto che demoralizzarli. Assolutamente sono d'accordo. Va comunque detto però che il Palermo debutterà, ve lo ricordiamo anche noi, l'11 di agosto sul campo del Parma. Il settore ospiti di Parma è stato forse teatro di una delle scene più belle di massa per quanto riguarda il tifo organizzato rosanero. Mi riferisco in particolare alla presenza di, se non erro, 5.000 spettatori nel 2022-2023, quando purtroppo il Palermo perse per 2-1, però la cornice fu straordinaria.
giusto leggere anche i primi commenti che arrivano e mi voglio soffermare in particolare proprio su questo di Saro Calatioto, che dice: oggi grande vittoria, tutte le rappresentative locali se la stanno facendo sotto. E qui, al di là ovviamente del fine umoristico tendente al sarcastico di Saro, che salutiamo, va comunque detta una cosa, che è quella che dicono tutti gli allenatori. Sembra quasi un copione, però alla fine è la verità, ovvero sia quando le squadre giocano contro queste rappresentative fondamentalmente come ha detto a proposito del giudizio sulla prestazione di uno piuttosto che di un altro giocatore, non era un esame per nessuno, era un test per vedere a che punto siamo. Palermo si è allenato per una settimana in condizioni particolari, perché per esempio oggi, se non si fosse fatto male Segre, e a breve ci torniamo sull'infortunio di Segre, Bro sarebbe subentrato come Damiani sarebbe subentrato come terzino destro e lui è un playmaker. Bro è subentrato come terzino ed è un centrocampista di inserimento, una mezzala, quindi sono tutte valutazioni, sono tutti test. Vedevo Chiara che scalpitava, a questo punto voglio sapere perché. Sì, a proposito di questo, non è nient'altro che più di un allenamento congiunto. A volte li chiamiamo allenamenti congiunti, a volte li chiamiamo amichevoli, insomma, lasciando stare i tecnicismi e le parole, questo è di fatto. Quando la squadra si divide in due, fa delle partitelle in famiglia o si riunisce con una squadra locale, che tra l'altro una squadra locale che non è una vera e propria squadra ma è una raccolta di giocatori della zona, è chiaro che non si può aspettare grandi gesti tecnici, non ci si deve aspettare grandi gesti tecnici e agonismo, però ecco, in questo senso un appunto, dando parzialmente ragione ai tifosi, mi sento di dirlo, ovvero che forse partire con qualche amichevole più seria, aspettando magari ancora qualche settimana in più di allenamento e andando a sfidare avversari come appunto quella che sarà il Monza alla fine del ritiro, forse avrebbe un po' più senso a mio parere. Però ecco, qui c'è dietro un'organizzazione che ovviamente spetta alla società in relazione a quelle che sono le località in cui si svolgono i ritiri, quelle che sono le possibilità di incroci con le altre squadre, però certamente affrontare come prima gara il Monza e poi andare a salire con altre formazioni di qualità è sicuramente un'altra cosa. In tal senso faccio l'esempio del Trapani che sfiderà la Lazio in amichevole. È chiaro che determinate gare abbiano un prestigio sicuramente maggiore, al di là di quello che poi è il risultato, perché ovviamente dal Trapani non ci si aspetta una vittoria con la Lazio, lo sappiamo, anche se il Palermo dovesse affrontare il Manchester City non ci aspetteremmo una vittoria col Manchester City, è chiaro, però ecco, sarebbe forse un test fin da subito più attendibile. Sono d'accordo anche su questo, cioè sul concetto comunque, quello di avere delle avversarie toste subito. È chiaro che può capitare anche, l'anno scorso Corini ad esempio lo ha spiegato, che la scelta delle 4 alla fine avversarie, perché si è giocato contro la Bassanaunia, ricorderete, in quel gironzone, poi si sono affrontate 3 squadre di Serie C, ovvero sia il Legnago, la Virtus Verona e infine il Trento, proprio per a quanto pare, in base a quello che disse Corini ai tempi, per una questione tattica, quindi la scelta proprio di affrontare squadre con le quali il Palermo poteva avere le difficoltà, le ha avute effettivamente, perché contro il Legnago ha pareggiato, contro la Virtus Verona addirittura ha perso, quindi da quel punto di vista Corini ha avuto forse i risultati che voleva, anche se volere di quei risultati insomma è un po', è stato un sintomo un che po' qualcosa forte. forse in quel periodo non andava, e poi c'erano delle difficoltà che il Palermo si è portato dietro per tutta la stagione, quindi ecco, fare delle amichevoli del genere può dare dei campanelli d'allarme che però poi devono essere colti, non vanno lasciati un po' al caso. Assolutamente sì. Leggo ancora un altro commento sempre di Saro, che questa volta ci chiede, parlando di calciomercato: ma è vero che il Palermo vuole dare Gravesen del Ciaru per 2 giocatori della Salernitana, che nello specifico dovrebbero essere Iquemesi, l'attaccante, e Legowski, che è un difensore, se non ricordo male, polacco, e calciomercato sbarazzo magazzini, nel senso 2 rincalzi di là, 2 rincalzi di qua. Sono nomi che sono trapelati, da quel che risulta per esempio a me, e che sono nomi trapelati per la forte vicinanza tra i suddetti giocatori, ovvero sia Iquemesi e Legowski, con Morgan De Santis, che fattivamente li ha portati un anno fa a Salerno. Bravo Anthony.
Segre, argomento Segre, rimandiamo la clip che abbiamo realizzato proprio mentre il centrocampista ex Perugia lasciava il terreno di gioco. È durato un quarto d'ora la sua amichevole, Dionisi ci ha rassicurato perché Canoni ha rassicurato Dionisi a sua volta, una botta al ginocchio, noi speriamo naturalmente che sia tale. Adesso per chiudere vi interrogo, prima Anthony e poi Chiara, perché voglio contravvenire alla richiesta che ha fatto Alessio Dionisi e voglio parlare di Giacomo Corona. Il mister ha detto no, lasciatelo in pace, non parlatene troppo, non sovraccaricatelo di responsabilità, è ancora giovane, si deve formare, eccetera eccetera. Che Giacomo Corona ha visto Anthony Massaro? Allora, io ho visto il Giacomo Corona che abbiamo visto anche negli allenamenti, molto applicato, sempre sul pezzo, a volte ha lavorato a parte, a volte ha lavorato col gruppo. Io vedo che c'ha la portata dell'attaccante, non solo per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma soprattutto per come vede la porta. Può magari dover migliorare per quanto riguarda la tecnica, l'adattamento tattico, ma credo che abbia un gran tiro, non è una cosa da poco per il suo ruolo. Posso venire incontro chiaramente all'opinione di Dionisi, che sicuramente lo vede più portato verso un prestito, ma io credo che se il Palermo ha bisogno di una terza punta potrebbe anche considerare l'opzione del buon Giacomo Corona. E io penso che comunque Giacomo Corona abbia tutte le carte regole, intanto per mettersi in mostra in questo ritiro. Poi io faccio sempre il tifo per i giocatori che devono giocare. Se un giocatore è bravo gioca, nel Palermo magari non trova spazio, allora è giusto che vada a fare le sue esperienze, non necessariamente in Serie C, ma anche in contesti un po' più alti, chissà. A te invece ti interrogo come non mi fai parlare di Corona? No, a te ti interrogo su un giocatore che, da quello che ho capito da queste prime ore di ritiro, ti sta particolarmente a cuore, ti sta particolarmente simpatico calcisticamente parlando, che è Patrick Peda. Uno dei due probabilmente sarebbe stato l'unico a restare in campo tutti i 90 minuti se non ci fosse stato il cambio di strategia per via dell'infortunio di Segre. Patrick Peda, che ne pensi? A me è piaciuto, ha dimostrato nel corso di questi allenamenti di avere le capacità di giocarsi le sue carte. Tra l'altro sappiamo che già a gennaio c'era quel pizzico di voglia di tornare, anzi di arrivare in rosanero, perché di fatto è stato acquistato ma non ha mai giocato con la maglia del Palermo. Per lui è stato dunque un esordio, ha fatto tanti minuti, ha dimostrato di avere sulle gambe appunto un buon minutaggio, anche se appunto l'avversario era quello che era, e secondo me può giocarsi anche una maglia da titolare, perché no? C'è grande fiducia sia da parte di Dionisi, le parole di Dionisi sono state in questo senso emblematiche, ha parlato di lui, ha parlato di Buttaro, l'allenatore secondo me ha voglia di puntare sui giovani, ha voglia di sperimentare, è un po' diverso da quello che è accaduto l'anno scorso, quando si è puntato sugli esperti, sui fedelissimi della Serie B, su chi aveva sulle spalle grandi promozioni. Quest'anno mi sembra che l'intenzione sia più quella di crescere insieme per puntare in alto e per anche confermare più avanti salutiamo parte dello staff del Palermo, completamente allo staff che resterà anonimo, uno degli ultimi ad lasciare il ritiro oggi. Ultimo, chiude la porta lui. Stavo dicendo, la voglia mi sembra quella di crescere insieme passo per passo e magari conquistare la Serie A e appunto avere un bottino di giovani che possano appunto essere dei bei gioielli per il Palermo. E anche quella d'altronde la strategia dell'intera galassia City Group. Piano piano secondo me il Palermo riuscirà a codarsi a queste che sono, diciamo, i pregi della galassia. E non dimentichiamoci che Peda si gioca anche la nazionale qui a Palermo. Siamo a ridosso della mezz'ora, io direi che possiamo anche chiudere questo ultimo appuntamento della prima settimana del ritiro del Palermo targato Sportisile Way. Ringraziamo chi ci sta dando una grande mano in questo ritiro, sono i nostri partner, li vedrete taggati nella caption, nella descrizione di tutte le dirette che mandiamo, li vedete in sovraimpressione anche, li ringraziamo perché comunque sono amici di Sportisili, possiamo dirlo, non come quando diciamo amici di Sportisili all'inizio delle dirette, quello è più aleatorio, amici veri e propri di Sportisili ai quali rivolgiamo il nostro grazie.
Ringraziamo chi ci ha seguito. Intanto in questa prima settimana sono stati tanti, abbiamo tagliato un paio di traguardi interessanti questa settimana, 10.000 follower su Facebook, siamo anche arrivati a 2.000 su Instagram, quindi vi ringraziamo per quello che è il vostro supporto quotidiano. Noi, come vi dicevamo prima, torneremo live domani, vi faremo sapere l'orario del via della diretta, vi abbiamo dato qualche piccolo spoiler sui contenuti. Intanto ringrazio Chiara, Grazie a voi. ringrazio Anthony. Grazie a te, Francesco, Del microfono lo devo passare, che già ce l'hai, è il solito raccomandato. Appuntamento intanto sul nostro sito e sui nostri canali social praticamente fino a tarda notte, perché qui le notizie arrivano dall'alba al tramonto, anche ben oltre il tramonto. Appuntamento a domani. Dormiamo poco, vi assicuriamo che dormiamo pochissimo. Dormiamo poco, ma con questo scenario riusciamo anche a ritrovare energie altrove grazie alla natura che ci circonda. Appuntamento a domani con la live fiume di cui vi abbiamo accennato prima. Appuntamento sui nostri social, su YouTube, sul sito www.sportisili.it, perché Sportisili non vi lascia mai. Ciao!